Le università di Padova e di Verona sono state incaricate di conoscere e misurare le componenti di interesse nutrizionale e nutraceutico, arrivando a realizzare circa 20.000 analisi di laboratorio. Il Dipartimento DAFNAI dell'università nel quale lavoro è stata incaricata della parte analitica della valutazione qualitativa di tutte le specie orticole coinvolte nel progetto. Nel progetto parliamo di 15 specie diverse, intendo pomodoro piuttosto che il fagiolo, che altre i radicchi, per una produzione totale di 34 schede diverse, schede nutrizionali qualitative diverse. Ma quali sono stati i più significativi risultati emersi? Il primo dato interessante è che la totalità dei prodotti analizzati ha dimostrato notevoli caratteristiche qualitative e nutrizionali, soprattutto se confrontate con i database di riferimento normali, quindi prodotto locale ha delle buone caratteristiche qualitative, più alcune particolarità molto interessanti. Mi riferisco all'asparago, il contenuto di calcio particolarmente elevato, all'aglio polesano lo stesso, molto particolare come prodotto, e ce ne sono anche tante altre per tutti i prodotti che abbiamo preso in considerazione. Ovviamente la qualità di un prodotto è frutto sia dell'esperienza, della capacità tecnica del produttore, ma anche dell'ambiente di produzione. Nel caso del Veneto ci è andata bene, abbiamo ottenuto dei buoni risultati perché le tecniche sono ottimali, sostenibili, affiancate a un ambiente con caratteristiche qualitative molto, molto elevate. Correlazione positiva confermata quindi tra qualità dei prodotti e qualità dell'ambiente di coltivazione. Frutta e verdura buone perché prodotte in ambienti gestiti con tecniche produttive sostenibili e rispettose della biodiversità. Lo studio e la caratterizzazione dei prodotti frutticoli è stato affidato alla professoressa Guzzo dell'Università degli Studi di Verona. Vista la carenza di informazioni su database ufficiali, l'approccio utilizzato per l'analisi di questi prodotti non era finalizzato a misurare questa o quella sostanza già conosciuta, ma a identificarne il numero più alto possibile, per ottenere così un preciso profilo metabolico di ogni frutto. La sorpresa più inattesa è stata trovare grande variabilità di sostanze nutritive tra varietà e varietà nell'ambito della stessa specie. Infatti le diversità di frutta analizzata, oltre che differenti morfologicamente tra loro, sono risultate avere una composizione unica in micro e macromolecole. Quindi consumare differenti varietà di ciliegie, di pesche o di mele avrà presumibilmente effetti benefici diversi sulla nostra salute. Frutta e verdura sono elementi cardine della dieta mediterranea, che vanta il merito di essere l'emblema della sana e corretta alimentazione, strettamente connessa con salute e benessere. Una buona alimentazione aumenta le probabilità di invecchiare bene. Se una persona inizia a mangiare in modo corretto, quindi seguendo quella che è la dieta mediterranea, ha un'altissima probabilità di non contrarre le classiche malattie della seconda età, quindi patologie cardiovascolari, tumori, diabete, ipertensione. Sotto la lente non solo i prodotti ma anche le stesse aziende. La World Biodiversity Association, ente terzo, è stata incaricata di misurare, secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale, il loro tasso di biodiversità e attraverso questo la qualità dell'ambiente di coltivazione. L'assunto è che maggiore è la ricchezza in biodiversità del suolo, dell'aria e dell'acqua, migliore è la qualità ambientale di quell'agrosistema. Allora, biodiversità nel concetto normalmente utilizzato è il numero di specie di organismi viventi che vivono in un determinato ambiente. Ora, la biodiversità è quindi l'insieme degli organismi viventi di un determinato luogo, però noi abbiamo fatto anche una riflessione ulteriore, perché la biodiversità è il modo con cui la vita si esprime. Senza diversità non c'è vita, ma è anche il motore dell'evoluzione. Ecco che allora la biodiversità è fondamentale quando si parla di vita. Si tratta quindi di un progetto spiccatamente interdisciplinare. Sì, è un progetto affascinante perché valuta a vari livelli il concetto di biodiversità, valuta la ricchezza degli ambienti o la loro povertà, la ricchezza degli alimenti, dei prodotti, valuta le pratiche agricole e quindi questa interdisciplinarità veramente riesce a dare delle sorprese e a dare anche uno stimolo per continuare su questo tipo di ricerche e di approcci.
Dai dati ottenuti dalla ricerca è emerso che laddove le aziende agricole sono arricchite di infrastrutture ecologiche come boschetti, siepi, prati stabili e sono condotte con tecniche di minima lavorazione, i dati generali di qualità di suolo, di acqua e aria riscontrati sono stati nettamente superiori rispetto ad altre realtà. Infine, gli agroecosistemi di montagna sono risultati essere i migliori sul totale delle aree indagate.